Qualche mese fa un 27enne si era presentato alla squadra mobile di Enna denunciando: da anni mi porto dentro un peso, un sacerdote di cui mi fidavo ha abusato di me. Quelle accuse hanno trovato riscontri nelle indagini della polizia. Don Giuseppe Rugolo, 40 anni, sacerdote molto noto in città per il suo impegno con i giovani, è stato arrestato questa mattina. Gli è stato notificato un provvedimento di arresti domiciliari a Ferrara, dove era stato trasferito da qualche tempo. La procura contesta le accuse di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni, commessi quando il sacerdote era seminarista e anche dopo la sua ordinazione. Contestata pure l'aggravante di aver approfittato delle vittime a lui affidate per ragioni di istruzione ed educazione alla religione cattolica. Dopo che il caso è diventato pubblico, la squadra mobile ha accertato e raccolto le testimonianze di altri giovani. Oltre alla violenza sessuale dovrà rispondere di atti sessuali con minorenni. Questa è una vicenda parecchio travagliata, soprattutto perché 2 anni fa la Chiesa aveva archiviato l'indagine nei confronti del sacerdote accusato di aver abusato di un giovane di Enna. Lui aveva raccontato le violenze, ma il caso era stato chiuso con una motivazione formale, un difetto di competenza. All'epoca dei fatti il prete era ancora seminarista, dunque al di fuori della giurisdizione ecclesiale. Così fu deciso. Dopo la denuncia della vittima alla polizia e il clamore mediatico, il Vaticano ha chiesto informazioni sul caso al vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana. Anche il procuratore di Enna, Massimo Palmeri, ha convocato il vescovo come persona informata sui fatti. Per certo la Chiesa non ha mai segnalato la vicenda alla magistratura e sembra aver dimenticato in fretta quella denuncia. Il sacerdote finito sotto accusa è stato sì allontanato alla fine del 2019, ufficialmente per motivi di salute e studio, ma la scorsa estate è tornato a celebrare messa ad Enna.